mi trovo benissimo, mi ha dato la possibilità di ricominciare la mia vita e purtroppo arrivavo dal carcere, sono nella comunità un'occasione, con Sestri Levante, e piano piano sono riuscito ad arrivare al contratto indeterminato e mettercela tutta per ricostruirmi la vita. Nicolò ha 33 anni e da 2 lavora alla cooperativa Gandolfo di Fossa Lupara a Sestri Levante. Nata negli anni 90, nel 2003 è diventata autonoma dal Consorzio Tassano. È una cooperativa di tipo B, deve dare lavoro almeno ad un 30% di persone che provengono dalle fasce deboli della popolazione. Qui però i lavoratori socialmente svantaggiati sono il 90%, come Nicolò che grazie a questa opportunità ce l'ha fatta. Ora cercherò un appartamento e farò la patente e inizierò a vivere come si deve senza più fare cavolate. Ho scoperto che non bisogna lasciarsi andare e che bisogna ricominciare da capo e mettercela tutta. È il primo passo per uscire da qualunque condizione di disagio, scoprirsi che si può stare anche al di fuori da quella condizione di disagio. Poi ci sono state anche delle conseguenze positive nei confronti degli stakeholders della cooperativa, quindi fornitori, clienti, istituti di credito, che riconoscono questa doppia valenza, cioè di azienda, di impresa, di mercato e di impresa sociale, e quindi si crea un rapporto di influenza reciproca. Lavoriamo appunto quasi al 100% per il settore automotive, che appunto nell'ultimo anno ha subito una pesante crisi, accentuata anche purtroppo dal conflitto in Ucraina, che ha minato la speranza di ripresa che si era vista a inizio anno. Il Consorzio Tassano conta 600 dipendenti sul Tigullio fra settore produttivo, servizi alla persona e tante altre realtà, un monolite dell'economia di comunione che oggi affronta le stesse difficoltà degli altri. La nostra forza è sempre stato il fatto di essere un gruppo formato da 6-7 consorzi che si occupano anche di altre attività, ma che sono rimasti sempre e ancora oggi sono coesi. Questo è un momento molto difficile perché anche la produzione stessa che abbiamo qua in fabbrica risente. Ovviamente la bolletta di dicembre era di 8.000 euro anziché i normali 2.500. Che motivo di speranza è accogliere il Vescovo per voi oggi? Per noi è importante perché accogliere il Vescovo vuol dire entrare nella realtà diocesana. Dobbiamo essere sinodali, nel senso di collaborare.